Ok, bene. Siamo in diretta. Siamo in diretta dal Manifesto Sardo. Possiamo iniziare. Benvenute, benvenuti. Questo è il primo confronto pubblico in diretta organizzato da Medicina Democratica e dal Manifesto Sardo con i candidati e le candidate della Sardegna alle elezioni europee dell'8 e del 9 di giugno. Do il benvenuto a Mariangela Quacquero, candidata del Partito Angela Maria, Ciao Angela. Angela Maria Quacquero, scusami. Ciao Angela, come ciao, stai? buongiorno, tutto bene, voi? Tutto bene? E anche a Francesco Muscau, candidato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Benvenuto Francesco Muscau. Ciao, grazie, grazie dell'invito, un saluto a tutti. Benvenuto anche a Francesco Carta, coordinatore regionale di Medicina Democratica in Sardegna, che condurrà con me questo primo confronto. Ora vi disattivo il microfono. Eccoci. Allora, difesa della sanità pubblica in Sardegna e in Europa. Questo è il titolo che abbiamo scelto per il confronto di questa sera, che riprende quello della rete europea La Salute non è in vendita, una coalizione di diverse realtà associative e sindacali operanti in diversi paesi dell'Unione Europea, tra le quali in Italia fanno parte appunto Medicina Democratica e altri movimenti e coordinamenti di diverse regioni. In occasione della Giornata Mondiale della Salute, il 7 aprile scorso, la rete ha tenuto una manifestazione e poi una conferenza nel Parlamento europeo. Lo scopo di queste azioni era quello di sollecitare la più ampia presa di posizione a favore della sanità pubblica e per fermare la crescita esponenziale della dilagante privatizzazione dei servizi sanitari e della tutela della salute a livello europeo. Sarà possibile quindi determinare a livello di singoli stati politiche sanitarie eque e inclusive, ponendo il diritto alla salute come assoluta priorità. Medicina Democratica, componente della delegazione italiana della rete, ha predisposto un documento contenente le proposte per richiedere e contrastare la forte privatizzazione della sanità in Italia e in Sardegna e per tutelare il Servizio Sanitario Nazionale Italiano nelle sue caratteristiche fondamentali: universalistico, ugualitario ed equo. Senza paura di essere smentito, dico che queste preziose tre parole che rappresentano esattamente il contrario di ciò che accade in Sardegna. La drastica riduzione dei posti letto, la destrutturazione dei pronto soccorso, l'impoverimento delle piante organiche, degli operatori della salute sono una delle cause della crisi della sanità in Sardegna, una scelta determinata dalle politiche sanitarie adottate negli ultimi decenni, che hanno portato ad una larga fetta di popolazione a rinunciare alle cure e all'aumento della già elevata migrazione sanitaria, specie verso la Lombardia. Sono scelte che hanno indebolito ulteriormente il servizio sanitario pubblico e hanno spinto una larga parte della popolazione a rivolgersi alla sanità privata. Ciò che sarebbe urgente, ciò che sarebbe necessario in Sardegna per arginare l'emergenza del diritto negato alla salute e agire alla salute pubblica in Sardegna è il non dimenticarci che l'assessorato alla salute è un assessorato anche all'assistenza sociale. Assistenza è una parola che è stata determinata dalla Costituzione antifascista. Assistenza, cioè il governo del fenomeno delle politiche di protezione sociale. E secondo me
è l'unica medicina che abbiamo contro la povertà, contro le disuguaglianze, perché il diritto universale alla salute è un pilastro fondante dello Stato sociale. Ora, noi vogliamo coinvolgere i nostri lettori e le nostre lettrici del Manifesto Sardo insieme agli attivisti di medicina democratica in questo confronto con i candidati e le candidate sensibili al diritto alla salute, affinché prendano in attenta considerazione gli argomenti che vengono sollevati in vista del loro futuro operato in seno al Parlamento europeo. Il Servizio Sanitario Nazionale è stato devastato, disintegrato, destrutturato, certamente a causa di scelte politiche sbagliate, ma non possiamo non considerare la responsabilità dei vincoli di bilancio imposti dalle politiche di austerità europee, come non possiamo non considerare il rischio di disuguaglianze regionali derivanti dall'ipotesi dell'autonomia differenziata. Ora lascio la parola a Francesco Carta, referente regionale in Sardegna di Medicina Democratica, che illustrerà le proposte di medicina democratica volte a salvaguardare e a rafforzare il sistema sanitario pubblico, proteggendolo dalle pericolose derive privatistiche, garantendo a tutti i cittadini pari accesso alle cure, a prescindere dal reddito, dalla regione e dalla residenza. Dopodiché daremo la parola ai nostri candidati sardi con un tempo oltre 10 minuti. Sarà possibile intervenire al termine delle relazioni dei candidati con domande in diretta che la regia evidenzierà dallo schermo. Prego, Francesco Carta, referente di medicina democratica in Sardegna. Ecco, grazie. Buonasera a tutti. Grazie alla Manifesto Sardo per aver accettato questa proposta di collaborazione, grazie ai candidati, ai primi due candidati con quali ci confronteremo stasera, e grazie a coloro che hanno aderito al nostro invito a seguire questa diretta streaming. Col Manifesto Sardo alcuni anni fa avevamo organizzato un dibattito online sui temi della sanità, perché ci sembrava che stesse avvenendo qualcosa di grave, di importante, che colpiva la sanità pubblica, e che non ci fosse un'adeguata sensibilizzazione, un'adeguata risposta a tutti i livelli. Questo avveniva diversi anni fa. Effettivamente il dibattito da allora si è sviluppato. I comitati che in Sardegna si sono organizzati sono cresciuti, si sono costituiti altri comitati che hanno deciso di scendere in piazza e di porre all'attenzione dell'opinione pubblica i problemi della sanità che venivano negati, le difficoltà della sanità venivano negate dalle istituzioni, da chi aveva responsabilità istituzionali. Stiamo parlando di 4 o 5 anni fa, un po' di cose sono cambiate. Ora, oggi assistiamo invece a qualcosa di diverso. Da parte di tutti gli schieramenti politici viene riconosciuto che la sanità è un elemento fondamentale, è stato probabilmente uno dei principali argomenti nella campagna elettorale per le regionali. Si parla a tutti i livelli di sanità pubblica. Noi chiediamo però che rispetto a questo bisogna essere conseguenti, perché se siamo in una situazione di grave impoverimento della sanità pubblica, di rischio di collasso della sanità pubblica, è perché ci sono state delle politiche sbagliate, portate avanti in modo bipartisan negli ultimi 20-30 anni. E rispetto a questo bisogna manifestare la nostra criticità. Come medicina democratica l'abbiamo fatto spesso in solitudine nei decenni scorsi. Adesso c'è una presa di coscienza maggiore, anche perché i problemi sono esplosi in modo dilagante. Bene, se oltre il 20% delle persone rinunciano a curarsi, è un fatto di una gravità estrema.
quando noi parliamo di scelte bipartisan che hanno favorito il processo di indebolimento della sanità pubblica a favore della privatizzazione della sanità, non intendiamo dire che tutte le forze politiche sono uguali, che tutti i governi sono uguali, però di fatto c'è stato una sovrapposizione di politiche in campo sanitario tra tutti i governi che si sono variamente succeduti. E su questo bisogna valutare. Bisogna valutare perché le politiche che sono state adottate avanti sono delle politiche liberiste che sono state portate avanti da tutti i governi che si sono succeduti. Questo è un problema su cui dobbiamo riflettere, anche perché se vogliamo trovare delle soluzioni dobbiamo trovare delle politiche diverse, in cui non si veda la sanità pubblica come un peso, ma come una risorsa fondamentale per un paese civile, tanto più che in Europa è nato lo Stato sociale, in Europa è nata l'idea di sanità pubblica e non possiamo rinunciare a questo. In Italia abbiamo un servizio sanitario nazionale che gli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità giudicano sulla carta tra i migliori al mondo, nonostante comunque le discrepanze e la realtà di questi ultimi anni che lo sta facendo esplodere. Le cause sono dovute al fatto che le politiche hanno privilegiato il servizio, hanno tentato di hanno ridotto il Servizio Sanitario Nazionale a favore di un sistema privatistico. Noi siamo passati dal Servizio Sanitario Nazionale, sancito dalla Costituzione, sancito dalla legge 833, a un sistema di servizi sanitari che ogni regione articola in modo diverso, in modo diseguale, che l'autonomia differenziata tende ad aggravare ulteriormente. Servizio sanitario vuol dire che è un servizio di cui tutti hanno diritto, è un diritto, scusate, il servizio sanitario, mentre il sistema sanitario è un sistema rispetto al quale tutti ci rapportiamo in base alle possibilità economiche di ciascuno di noi, in cui l'elemento del servizio viene meno, non è obbligatorio. Quindi gli elementi di uguaglianza e di solidarietà che hanno ispirato questa legge e la nostra Costituzione vengono meno. Il ritenere che i problemi della sanità si risolvano affidando ai privati sempre di più servizi, attività che prima erano del pubblico, questo indebolisce ulteriormente e porta a quello che è il trasferimento di risorse finanziarie dal pubblico al privato, che indebolisce sempre di più il Servizio Sanitario Nazionale. Ma come è possibile risanare il Servizio Sanitario Nazionale se ogni volta che c'è un problema lo affrontiamo esternalizzando, dando in appalto, trasferendo all'esterno ai privati la soluzione dei problemi? Assolutamente non è questa la strada, anzi questa è la causa dell'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale, rispetto al quale è necessario un'inversione di tendenza. Roberto citava le direttive europee che hanno posto dei vincoli di bilancio che hanno reso possibile la situazione attuale, cioè hanno reso possibile che il servizio pubblico non può fare una politica di assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale per ripristinare quelle che sono il normale turnover che si determinano in tutte le amministrazioni, per cui il personale che va in pensione o che per altri motivi non lavora nel Servizio Sanitario Nazionale non viene sostituito, e questo è dovuto alle direttive che a livello europeo sono state portate avanti in questi anni e sono state portate avanti dai vari governi a livello nazionale italiano e a livello regionale.
Ecco, rispetto a questo noi riteniamo che ci debba essere una inversione di tendenza. Il Servizio Sanitario Nazionale si può salvare solamente nel momento in cui realizziamo delle assunzioni straordinarie per evitare il collasso del Servizio Sanitario Nazionale. Ripeto, il trasferire risorse finanziarie dal pubblico al privato indebolisce e aggrava la situazione, crea un circolo vizioso che porta il Servizio Sanitario Nazionale al collasso e alla impossibilità di funzionare. Vedete, all'inizio almeno le logiche, le motivazioni che portavano a impedire gli investimenti nella sanità pubblica avevano una motivazione economica, nel senso che non c'erano sufficienti risorse e c'era il problema delle compatibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Noi riteniamo che in uno Stato civile non si possa mettere in discussione la necessità di dare assistenza sanitaria e sociale ai propri cittadini. Quindi il problema della compatibilità è una compatibilità che non possiamo accettare e che incompatibili e inadatte sono le scelte politiche che sono state portate avanti. Per cui rispetto a questo riteniamo che ci debba essere una inversione di tendenza. L'aspetto economico, e concludo su questo, si sta portando per affrontare i problemi a soluzioni emergenziali, tipo i medici in affitto, tipo gli ambulatori straordinari per le cure territoriali, che hanno un costo rispetto alla precedente assistenza di gran lunga maggiore, e quindi andiamo a introdurre elementi che aggravano la situazione. Va bene la situazione emergenziale, però la programmazione deve essere definitiva, deve essere programmata. Ciò che è mancato comunque è un'adeguata programmazione a partire dall'assistenza ospedaliera e dalla Francesco, territoriale. Per cui è necessario una completa riorganizzazione di questi servizi con una programmazione che difenda gli interessi della sanità pubblica. Francesco, mi senti? Sì. Ah sì, c'era Angela che tra pochi minuti deve andare via. Okay, perfetto. Sì, Sì, allora concludo, e su questi temi volevamo confrontarci con chi si candida alle elezioni europee, e qualora veniste eletti, che cosa fareste voi? Mi sentite? Mi sentite? Angela, Pronto? ti Ecco, sentiamo adesso sì. benissimo. Benissimo, adesso vi sento anch'io, grazie. Allora, intanto io vorrei ringraziarvi veramente di questa occasione bellissima, di questo invito che mi avete fatto, e dirvi che, lo dico in sintesi perché è fin troppo facile dirlo, tutto quello che Francesco ha detto è condivisibile da me, lo condivido seriamente al 1000 per 1000. Io sono stata assessore in provincia nel lontano 2006-2013 anche alle politiche sanitarie, quindi ho avuto modo di lavorare dentro proprio le strutture organizzative con le conferenze dei sindaci, di distretto, eccetera. Allora si parlava di una razionalizzazione dei servizi, si è arrivati ai tagli lineari, questo è il discorso. E devo dire che purtroppo questi tagli lineari sono stati fatti da tutti i governi che si sono succeduti, da tutti i governi regionali che si sono succeduti. Allora, intanto è evidente che qui abbiamo due problemi. Per la sanità pubblica, accessibile, distribuita,
che garantisca il diritto alla salute a prescindere dal reddito, come avete detto voi, dalla regione di appartenenza e dalla località di residenza, perché noi non possiamo avere donne che vanno a partorire a 200 km di distanza. Parliamo anche di questo, per favore. Ebbene, se questo deve essere il diritto alla salute, occorre investire. Occorre investire in maniera forte, aumentando la percentuale sul prodotto interno lordo, facendo stanziamenti di bilancio che siano seri, che siano effettivi e non solo promesse. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, io credo che dovremmo anche fare una seria riflessione sui modelli organizzativi. In Sardegna ne abbiamo cambiato diversi, siamo passati dalle ASL all'ATS, poi di nuovo alle ASL, però con capacità ridotte, con competenze ridotte. Il personale medico, il personale sanitario che se ne occupa ha molto da dire su questo, no? Voi siete esperti in questo, quindi io non faccio che sottoscrivere rigorosamente quello che voi ritenete. Io ho letto il vostro manifesto è puntuale, preciso, dice meglio di come potrei farlo io che cosa è necessario fare e quali sono i diritti che sono esigibili ma che in questo momento non sono rispettati. L'altro giorno al mercato di Sesto parlavo con una signora che ha una pensione di reversibilità di 800 euro al mese e mi diceva: ma io come faccio a curarmi nel privato? Io devo aspettare un anno per una risonanza. Oggi una ragazza mi diceva: ha bisogno di una risonanza, mi ha detto no, fra pochi mesi. Abbiamo perso il collegamento con Angela Maria Quacquero, siamo in attesa di ripristinarlo. Eccoci, eccola. Ho perso qualcosa? No, puoi continuare, puoi continuare. Ecco, che dovrà però essere rivisto nel 2027 ed ecco perché è importante andarci in Europa. E chi ci va, per favore, si faccia carico di dirle queste cose, perché questo programma, oltretutto, riprende proprio questi punti essenziali, no? Dell'assistenza garantita, dell'assistenza gratuita, dell'assistenza non. Qui si è persa completamente o quasi completamente ed è il discorso della salute. Noi parliamo di sanità, la sanità è qualche cosa che si occupa della salute e la salute va costruita prima che ci si ammali e su questo l'Europa, devo dire, è avanti, almeno come enunciazione dei fatti, ma anche come stanziamenti di fondi per realizzare i progetti. La salute come costruzione di un benessere che implica la mancanza di discriminazione, per esempio per etnia, per sesso, per orientamento sessuale, per genere, per religione, politica, eccetera, eccetera. Discriminazioni, tutte, ecco. L'assenza, il combattere le discriminazioni produce salute. Allora, produce salute la socialità, produce salute l'incontrarsi, produce salute il mettere a disposizione le proprie risorse a qualunque età, anche per gli anziani. Questo si chiama prevenzione e in Sardegna avevamo delle leggi molto buone che sorreggevano nel sociale questo problema che quando diventa sanitario costa il quadruplo, il quintuplo dei soldi spesi in prevenzione. Questa parte si è completamente perduta. I programmi, i plus che io ho fatto per tanti anni quando ero in provincia, i piani locali unitari, sociosanitari, non hanno quasi mai la capienza seria per la prevenzione. Allora, io credo che un sistema sanitario debba prevedere dei servizi di prevenzione per tutte le età, per i giovani soprattutto, che da Covid hanno avuto una terribile conseguenza, 1 su 3 sta male, per gli anziani, per le donne, per gli adulti che comunque hanno diritto alla prevenzione anche loro. E poi sul piano sanitario questo si deve tradurre in servizi di prevenzione gratuiti, distribuiti sul territorio, diffusi. Abbiamo bisogno delle case di comunità della salute, abbiamo bisogno di servizi efficienti, abbiamo bisogno di pronto soccorso che rispondano
velocemente, non dopo 12-14 ore alle esigenze di chi ci va. Abbiamo bisogno di servizi che sostituiscano e prevedano l'arrivo a pronto soccorso, abbiamo bisogno di personale, di specializzati, di personale ben retribuito, e diciamoci un'altra cosa, che i nostri giovani vanno all'estero perché vengono pagati meglio e imparano anche tante cose in più. Però vorrei dire questo: noi in Sardegna abbiamo delle capacità, delle competenze nel personale sanitario alte, molto alte. Il problema non è, secondo me, delle competenze del personale sanitario, ma dei servizi che vengono offerti al cittadino, che sono assolutamente carenti. Ecco, volevo dire questo. L'Europa però su questo può, da un lato, esigere che questo diritto alla salute sia garantito, sia effettivamente un diritto esigibile da parte delle cittadine e dei cittadini, e dall'altro però ricordiamoci che ci sono anche fondi importanti, e dovranno aumentare, io penso dovremmo su questo lavorare, fondi importanti che vengono dati per progetti che passano sì anche per le istituzioni, ma anche per le ONG, ma anche per le associazioni e soprattutto per le amministrazioni locali. La regione ha la competenza primaria in questo momento, in Sardegna specialmente, non è solo concorrente, è anche concorrente, ma la Sardegna ce l'ha in maniera particolare per le scelte che ha fatto nel 2010 sulla gestione del bilancio della sanità. Il governo ha certamente una responsabilità grandissima sul bilancio nazionale, però poi ricordiamoci che dobbiamo entrare nella maniera in cui questi soldi vengono stanziati e vengono spesi. Io vi ringrazio. Grazie ad Angela Maria Quacquero. La parola adesso a Francesco Muscau, candidato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Francesco, io ti chiedo scusa, devo uscire a te. Grazie, stavo chiedendo. Francesco, ripeti quello che stavi dicendo, Angela, perché non ti abbiamo sentito. Allora, io chiedo scusa a Francesco, a Roberto, a Francesco Muscau, perché ho delle persone che stanno aspettando che io vada e non posso rimanere. Mi avrebbe fatto molto piacere ascoltare adesso Francesco, ma lo ascolterò in differita appena sarà pubblicato questo. Grazie Francesca, arrivederci. Grazie. Ciao Angela, a presto. Arrivederci. Ecco. Allora, capisco benissimo Angela, perché anch'io sono in giro, in tour elettorale, adesso ho avuto un appoggio in una casa per poter intervenire a questo vostro dibattito e vi ringrazio per questo. Allora, partirei più da un contesto più europeo e per poi arrivare a cascata al contesto italiano e poi al contesto sardo, se siete d'accordo. Dunque, in Europa, come sapete, per via del Covid, c'è stato un elemento di straordinarietà unica, cioè la prima volta l'Europa ha fatto debiti per cercare di arginare questa situazione drammatica che era appunto quella del Covid, dunque di una pandemia, e per cercare di arginare tutto quello che conseguentemente si è verificato dopo questa pandemia. Per cui la risposta europea con i fondi del Next Generation EU e del PNRR è stata quella di cercare di aiutare quelle persone, quegli stati che, siccome avevano avuto appunto il Covid, avevano bisogno di risposte concrete. Perché è importante fare questa premessa? Perché, e aggiungo qui, perché è importante andare a votare alle europee? Perché il prossimo Parlamento europeo sceglierà il prossimo quadro finanziario pluriennale. Come voi sapete, l'Unione Europea ogni 7 anni costruisce questo quadro finanziario europeo e dunque a seconda di chi andrà a governare si deciderà come andranno spesi i soldi e si deciderà anche se si potrà, che ne so, fare dei debiti o continuare a fare debito, oppure se si ritornerà al vecchio modello che credo che tutti voi conosciate, che è un modello in cui gli stati danno dei soldi e con quei soldi si finanziano le politiche dell'Europa nei confronti degli stati. Stiamo parlando di circa 1.000 miliardi. Viceversa, subito dopo il Covid c'erano 750 miliardi in più, che naturalmente sono dei debiti che poi noi dovremo andare a ripagare, ma che sono stati catapultati nella stragrande maggioranza in azioni di carattere sociale, tra cui anche
questioni di tipo sanitario, che poi citerò dopo, su cui l'Italia secondo me però è abbastanza in ritardo, però ne parlerò dopo di questo. Allora, a fronte dunque di questo evento straordinario che è stato il Covid, dove c'è stata una risposta faticosa ma unitaria da parte dell'Unione Europea su una questione sanitaria, sono però poi venuti fuori i problemi che riguardano proprio l'ambito sanitario della UE. La UE, come sapete, è fatta di 27 paesi che, ahimè, non hanno tutti la stessa situazione economico-sociale e non hanno nemmeno tutti lo stesso trattamento sanitario, non solo da un punto di vista organizzativo, ad esempio in Italia appunto le competenze primarie della sanità sono delle regioni, ma dicevo non è solo una differenza di carattere organizzativo che c'è a livello europeo sulla dimensione sanitaria, ma ci sono poi anche delle differenze di carattere sociale che ricadono poi sulle dinamiche sanitarie di quei paesi. Ad esempio sull'aspettativa di vita tra la Romania e l'Italia c'è una bella differenza. In Romania l'aspettativa di vita è 65-70 anni, in Italia è 80-82 anni. Perché è importante conoscere questo? Perché nel momento in cui l'Europa si dovesse porre degli obiettivi di armonizzazione sanitaria del contesto europeo, deve poi anche riconoscere il fatto che l'Europa è molto diversa nella sua articolazione. E questo durante la pandemia è venuto fuori che c'erano paesi che hanno risposto in maniera più pronta alla vaccinazione, alle statistiche, e paesi che invece hanno assolutamente rallentato. In Europa, rispetto ai trattati, non c'è una legislazione comune che riguarda in senso stretto la sanità. Questo è un problema che è venuto fuori, dunque ad esempio sarebbe interessante se ci si lavorasse su un tema di questo tipo, ma una legislazione che non tocchi solo i principi cardini, che sono quelli appunto di una medicina democratica, che secondo me sono basilari, ma una legislazione che entri anche dentro a degli indirizzi che poi gli stati devono rispettare. Sempre durante poi la pandemia ci si è resi conto che c'era un'assenza di infrastrutture comunitarie rispetto alla ricerca in termini sanitari. Io ho visto che voi nel vostro manifesto parlate di un centro biomedico di carattere europeo. È necessario che si arrivi a creare un centro biomedico di carattere europeo dove soprattutto la proprietà intellettuale, che nella sanità è sempre nella stragrande maggioranza frutto di esperienze pubbliche, ma dove poi arriva all'incasso il privato, ecco, allora io direi che sarebbe opportuno che l'Europa si dotasse di un centro biomedico europeo dove per l'appunto si creasse una ricerca comunitaria sui temi della salute, sia da un punto di vista strettamente medico che organizzativo. L'altro elemento di fragilità che è venuto fuori durante il Covid è l'incapacità di gestire le emergenze, cioè l'Europa nel momento in cui si è trovata addosso un'emergenza come è stata quella del Covid ha temporeggiato e di conseguenza poi anche gli stati, perché poi badate che secondo me i problemi che ha l'Unione Europea in termini più generali poi sono anche i problemi di ogni Stato singolo europeo. Infine l'altra questione, che è una questione basilare a mio modo di vedere, è stata la scarsa capacità che ha l'Europa nel momento in cui deve gestire un rapporto di carattere fiduciario ma economico con i privati. E si è visto molto bene come la Big Pharma abbia imposto delle proprie prerogative rispetto all'Unione Europea. Per cui anche lì probabilmente c'era un'assenza di legislazione europea che ci proteggesse, ma va regolamentata ancora di più questo rapporto tra i cosiddetti lobbisti e l'Unione Europea. Questo è assolutamente importante perché, come voi mi insegnate, la questione delle industrie farmaceutiche che ormai fanno il bello e il cattivo tempo anche rispetto al preziario è assolutamente determinante e prioritario rispetto poi ad una spesa che ricade per l'appunto sul pubblico. Allora, per arrivare ad una dimensione più di carattere italiano e nazionale, cosa possiamo dire? Dunque, innanzitutto che l'Italia rispetto ai fondi del PNRR, ad esempio, quelli c'erano 5 miliardi che erano destinati per le liste d'attesa, lì dentro l'Italia è arrivata assolutamente impreparata, devo dire, su altre questioni rispetto al PNRR, ma adesso stiamo parlando di sanità ed è importante dire questo, perché l'Italia ha chiesto una proroga di spesa, che è quella del 2026. Io credo che se il sistema nazionale sanitario nazionale italiano fosse stato pronto,
questi soldi potevano già essere spesi subito per cercare di utilizzarli e per migliorare proprio il criterio che oggi è devastante, che è appunto quello delle liste d'attesa. Ciò non è avvenuto perché per l'appunto questo problema enorme che è quello delle liste d'attesa non lo si sta riuscendo a risolvere in maniera più assoluta. Sto utilizzando questo come esempio, cioè nel momento in cui le risorse ci sono, lo Stato non è in grado di utilizzarle perché malgrado il problema ci sia, è un problema emergenziale, sembra che non sappia che direzione prendere. E dunque questo è uno dei grandissimi problemi. L'altro grande problema è che il modello italiano di iperprivatizzazione della sanità pubblica è un modello assolutamente devastante, un modello devastante che ci sta quasi avvicinando al modello americano per spesa. Noi siamo passati, avevo dei dati, oggi la sanità pubblica percepisce quasi 38 milioni di euro a fronte di 134, mi pare, per la spesa pubblica, 38 per il privato e 134 per il pubblico, ma la spesa del privato sta crescendo di anno in anno. E però anche lì c'è una caratteristica del privato, cioè il privato sembra che non si assuma tutti i rischi sanitari. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che normalmente su, che ne so, 40.000 posti letto che il privato oggi ha in Italia, appena il 5% sono di medicina d'urgenza. Per cui l'impressione che si ha per un cittadino che va a leggere quale sono io, che va a leggere questi dati, è quella che il privato sta entrando prepotentemente nel pubblico, però lavandosi le mani di quello che poi sono le emergenzialità vere, che poi la sanità, cioè il privato in un certo qual modo del pubblico si sta prendendo tutto ciò che gli conviene prendere, si sta lasciando al pubblico poi tutte quante le emergenze, parlo ovviamente di pronto soccorsi, parlo di strutture dedicate alla rianimazione, parlo di tutti quegli aspetti che dentro la sanità creano forti emergenze e che sulle quali la sanità pubblica sta iniziando ad essere carente, ma dove nemmeno il privato riesce a dare delle risposte perché evidentemente il privato fa i suoi interessi e cerca il più possibile di preservarsi al monte rispetto a problematiche che potrebbe avere dopo nel caso in cui decidesse di assumersi anche quel tipo di responsabilità, cioè di gestire le emergenze sanitarie. E dunque, cos'altro posso dire rispetto... Allora, credo che nella sanità in generale ci sia troppa politica, questa è una mia idea e parlo da uno che... 2 minuti, Francesco. Ah, ok. Credo che nella sanità ci sia troppa politica, lo vediamo anche nel sistema organizzativo, voglio dire, perché la regione, il presidente della regione sembra che sia, diciamo, sembra che sia colui che controlla, c'è il controllore e il controllato, cioè non c'è un contraltare rispetto a queste dinamiche. Nel momento in cui la politica è entrata nella sanità, ha gestito completamente la sanità e soprattutto però non ci sono delle azioni interne che possano giudicare costantemente il lavoro che si sta facendo all'interno delle strutture pubbliche. L'altra questione di fondo, e qui concludo, è la questione degli stipendi e delle scuole di specializzazione. Cioè, allora, per quanto riguarda gli stipendi, io viaggio molto per lavoro in Europa e i medici di paesi come la Francia, come la Germania, come la Svizzera, come l'Olanda, hanno con lo stesso tipo di professionalità una retribuzione che è quasi pari al doppio o al triplo. L'altra questione poi di fondo che sto notando è che normalmente oggi gli specializzandi che vanno a fare gli specializzandi negli ospedali evitano, ma questo per scelta dello studente, che ovviamente è una scelta libera, evitano di andare a fare quelle facoltà troppo complesse dal punto di vista dei rischi sanitari, cioè come potrebbe essere gli anestesisti. Voi che siete dei medici sapete benissimo quanto oggi un anestesista verrebbe pagato se fosse disponibile a spostarsi, oppure la chirurgia d'urgenza. Ecco, e dunque c'è anche un fatto di carattere più strettamente culturale che sta avvolgendo la sanità, dove il medico sembra quasi che immagini, allora fare il medico è un lavoro, però a mio modo di vedere è anche un po' una missione. Ecco, secondo me oggi culturalmente si sta un po' perdendo questo approccio, no, del fare il lavoro più per si sta più pensando di fare più il lavoro da medico in quanto tale, non anche per dare un servizio alla società. Mi sentite? Grazie,
Grazie, sì, Sì. grazie Francesco. Grazie. Io lascerei nuovamente la parola a Francesco Carta. Ti rimetto il microfono. Eccoci. Se volevi anche concludere il discorso che stavi facendo prima Sì, 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 no, del, va bene. del- Va bene, no, le conclusioni sono legate alla considerazione che perché noi siamo per la sanità pubblica e riteniamo che solo la sanità pubblica possa svolgere un ruolo di tutela degli interessi della comunità che la sanità privata non può fare. Il discorso della prevenzione è un discorso fondamentale in tutte le politiche sanitarie, a maggior ragione in un periodo in cui esiste una crisi oggettiva nel dare risposta alle malattie. Un servizio sanitario che ha queste difficoltà a maggior ragione deve sviluppare tutte le azioni che portano a ridurre le malattie. Molte malattie hanno una causa ambientale, la maggior parte delle malattie hanno delle cause socio-economiche, come è stato detto, e a questi livelli bisogna intervenire. Di prevenzione si parla sempre di meno e secondo noi è dalla prevenzione che bisogna ripartire per ridurre le diseguaglianze da una parte e per ridurre le cause note di malattia che poi sfociano in patologie che con l'attuale sistema sanitario riusciamo a dare scarse risposte, non riusciamo a gestire bene. Quindi prevenzione vuol dire nelle questioni ambientali, prevenzione vuol dire nelle questioni del lavoro, delle malattie professionali, pensiamo all'enorme aumento, al dramma delle morti sul lavoro, degli infortuni permanenti e delle malattie professionali su cui si parla sempre di meno, perché magari i fatti acuti come gli infortuni sul lavoro, spesso anche mortali, creano discussione e allarme. Le malattie professionali che si manifestano a distanza dell'esposizione lavorativa molto di meno, e questo è un altro aspetto. Quindi intervenire, avere un servizio che prioritariamente intervenga sulla prevenzione, sull'educazione sanitaria è fondamentale, e questo può essere fatto solamente con un servizio che abbia una rete territoriale distribuita, capillare in tutti i comuni della Sardegna. Purtroppo oggi abbiamo intere aree geografiche, interi territori che sono privi del pediatra, privi del medico di medicina generale, e quindi un qualsiasi discorso preventivo, qualsiasi esame di elementi sentinella che possono svilupparsi in un territorio sono di difficile constatazione. Vedete, su questo il problema della prevenzione poi si pone per quanto riguarda la Sardegna rispetto ai siti di interesse nazionale, che è quello di Porto Torres e quello delle Sulcis Iglesiente, che arriva fino a Cagliari e che arriva fino ai confini della provincia di Oristano, compreso il comune di Arbus, compreso il Guspinese, dove ci sono delle situazioni ereditate dalle attività industriali e minerarie precedenti che attendono ancora di essere bonificate. Ogni tanto c'è qualche notizia che crea qualche clamore sui giornali, dura qualche giorno e poi tutto torna come prima, perché la programmazione delle attività di bonifica non sono mai partite. Quando sono partite hanno una percentuale che è veramente risibile, che non è adeguata e non è accettabile.
Ecco, su questi interventi il settore pubblico ha il dovere di intervenire anche per ridurre i casi di malattia tumorali e non tumorali che queste situazioni creano. Lo studio Sentieri ha dimostrato ormai da diversi anni che in questi siti di interesse nazionale si muore di più per malattie tumorali, per malattie respiratorie, e ci si rivolge di più alle strutture ospedaliere, alle strutture sanitarie, perché evidentemente c'è un danno, un qualcosa che va affrontato. Ecco, tutto questo, ma poi il discorso della prevenzione è ancora più lungo, è un settore che non può essere affrontato da una medicina privatistica, ed ecco perché non è per un pregiudizio ideologico nei confronti della medicina privata. Certe cose la medicina privata non può farle, quindi affidarsi alla medicina privata è gravissimo sotto tutti i punti di vista. Niente, volevo concludere con questo. Gli spunti che ci hanno dato gli interventi dei due candidati sono sicuramente interessanti. Questo è un discorso che, per quel che ci riguarda come medicina democratica, porteremo avanti queste situazioni di occasioni di confronto anche dopo le elezioni, perché io ritengo che ne abbiamo una grande necessità. Abbiamo necessità di creare dei luoghi di discussione che mancano, che in passato erano magari partiti, sindacati. Oggi dobbiamo ricrearle queste situazioni a partire da queste situazioni emergenziali che richiedono delle risposte istituzionali e collettive in diretta con un'azione diretta delle persone da parte dei cittadini, con un'azione diretta anche con la partecipazione e con le iniziative di lotta che, come sapete, da molti anni si stanno facendo sentire. Bisogna ottenere dei risultati, questo è vero, ma sicuramente se le iniziative di lotta non ci sono, i risultati saranno sempre minori. Allora, grazie Francesco. Intanto salutiamo Francesco Muscau. Francesco, ti salutiamo. Se vuoi aggiungo una cosa rispetto a quello che stava dicendo Francesco sul tema della prevenzione. Sì, Francesco, aggiungi pure. Sì, una piccola cosa, perché perché questo è un tema che riguarda veramente le politiche europee, cioè il tema della prevenzione. Perché ovviamente mentre l'Europa può essere meno presente nelle politiche puntuali dell'organizzazione della sanità a livello territoriale, però invece a monte lo può essere. Cioè a monte intendo dire dunque laddove si devono creare i processi di prevenzione. Allora, il tema di fondo qual è? È che in questa fase storica, secondo me, anche a livello di sensibilità comune, è un po' saltato quel modello che metteva prima il lavoro e poi la salute, no? Io sono di una generazione che arriva subito dopo quel modello lì, però è vero che negli anni 70 proprio anche le aree di cui parlava Francesca erano quelle aree dove si privilegiava il tema del lavoro rispetto al tema della salute. Infatti poi sono state aree che si sono molto compromesse dal punto di vista ambientale e poi anche della salute del cittadino. Oggi io invece credo che c'è una coscienza e una consapevolezza di carattere soprattutto europeo, soprattutto nei giovani, dove invece si bada molto di più a queste cose, e cioè si bada all'idea che il lavoro è importante, ma è importante a condizione del fatto che ci sono delle condizioni ambientali che permettano che lì dentro ci sia una certa agibilità. Ma questo lo vedete anche nel cibo. Ora è stata approvata una PAC, ma sarebbe troppo lungo entrare nei termini di questa questione. Ma è evidente che oggi nei giovani c'è una consapevolezza maggiore del chiedersi che cosa stiamo mangiando, come è prodotto questo cibo, oppure che tipo di vino stiamo andando a bere. È un vino che ha usato sostanze chimiche o non le ha utilizzate. Voglio dire, nell'ambito della coscienza europea c'è una sensibilità molto più alta che riguarda la questione ambientale in senso più generale. E dunque, cosa intendo dire? Intendo dire che secondo me la sanità va introdotta e va vista dentro a un contesto più di tipo olistico, perché oggi la dimensione europea è proprio questa, è cercare di vedere i problemi specifici in una ottica un pochettino più ampia e un pochettino più olistica. Allora, voi immaginate che cosa potrebbe essere il Green Deal. Io non voglio entrare dentro le questioni
più puntuali del Green Deal. Però il Green Deal di fatto cosa sta dicendo? Sta dicendo che in Italia, in Europa, le energie dovranno essere tutte rinnovabili, il che vorrà dire che nel 2050 in Italia non ci saranno più energie inquinanti. Credo che questa abbia anche una ricaduta sulla salute dei cittadini, perché è inevitabile che se a Porto Torres o nel Sulcis attraverso le polveri sottili ci si è ammalati, non avere più energie inquinanti o anche energie che riguardano per esempio i motori a scoppio, che anche quelle producono energie sottili, abbia a che vedere anche con la dimensione della salute del cittadino. E allora io penso che andrebbe fatto un lavoro di carattere comunicativo in cui da un lato c'è la puntualità e l'emergenza della sanità, e quello è un livello, ma poi come si deve progettare la sanità del futuro? Secondo me la si deve progettare guardando tutto, guardando lo stile di vita delle persone, la qualità di vita delle persone, quali sono poi i desiderata delle persone, perché oggi le persone nei centri storici delle grandi città ci chiedono e ci dicono che non vogliono le automobili. E perché non le vogliono? Perché sanno che sono degli elementi inquinanti, che minano che cosa? La loro salute. E dunque andrebbe sfruttato questo sentimento positivo, dico in positivo, perché anche chi lavora dentro ad un'ipotesi di medicina democratica si renda conto che oggi il livello di ricerca di democrazia sulla propria libertà individuale, che è anche quella della salute, è molto più alto rispetto che in passato. Cioè rispetto al passato, secondo me oggi la gente non è più disposta a fare il minatore ad ammalarsi, preferisce non andare a lavorare ed è disposto invece a cercarsi un lavoro dove non comprometta la sua salute. Volevo solo chiudere con questa cosa. Ti ringraziamo Francesco e ti salutiamo. Grazie a voi di tutto e buona serata. Grazie. Grazie, ciao. A presto. Ciao. A presto Francesco Moscau. Ci avviamo alle conclusioni con Francesco Carta. Vorrei ringraziare Medicina Democratica per la proposta di questa diretta, che non sarà l'ultima, questa è una prima diretta. Francesco, mi pare di ricordare che stiamo lavorando ad una seconda diretta il 6, giusto? Il 6 giugno alle ore 15:30 sarà presente la candidata del Movimento 5 Stelle Cinzia Pilo e Gianni Fresu per la lista Pace, Terra e Dignità. Sempre sullo stesso tema della sanità. Sì. Gianni Fresu e Cinzia Pilo. Quindi ci vediamo per il secondo confronto il 6 con Gianni Fresu della lista Pace, Terra e Dignità e Cinzia Pilo del Movimento 5 Stelle. Grazie a tutte le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltare questo confronto. Ci rivediamo presto. Buon lavoro Francesco, buona serata. Grazie. Al prossimo confronto.